Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo di oggi, sabato 27 maggio. Giovedì mattina il signor Annunzio Bellà è stato anche sindaco di Codivigo, nella sua residenza, nella sua abitazione che è nella frazione di Rosara, e ha trovato su uno dei davanzali della propria abitazione numerose api morte, come potete vedere dalle foto, dalle riprese che ci ha mandato. Quando poi ha pubblicato la foto appunto che ha avuto questa sorpresa, diciamo questa brutta sorpresa appunto a casa sua, e una volta che le ha pubblicate sul suo profilo Facebook, anche altri residenti più o meno nella stessa zona hanno confermato che anche nel caso loro hanno rinvenuto situazioni del genere. Per inciso, il signor Belà è molto attento appunto alla salute delle bestioline, ma anche delle api, che addirittura quando taglia l'erba del proprio giardino sta ben attento a lasciare i fiori appunto per le api. E purtroppo quindi non è al momento, non si sa le motivazioni di questa morte, si sospetta che siano come al solito i pesticidi e che dovrebbero essere, sono vietati per legge, non dovrebbero essere più utilizzati, anche se c'è ancora persone che ogni volta che c'è la stagione calda, che ci sono le zanzare, continua a invocare la disinfestazione e cosa che proprio per legge non può più essere fatta se no in casi estremi. Ecco, al momento non sappiamo, non è noto quale ente rivolgersi, le api sono state conservate per portarle a un ente che possa verificare le cause della morte. Al momento non lo sappiamo, si suppone che sia ARPA e comunque nei prossimi giorni avremo notizie più precise in merito. Ieri si è svolta a Valli la camminata per campi e per valli, un'iniziativa organizzata dall'Istituto Comprensivo Chioggia 3 per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale. All'evento hanno partecipato studenti e insegnanti dei plessi H, Ballarin e Olivi, insieme al sindaco Mauro Armelau, al vice sindaco e assessore alla scuola Daniele Tiozzo Brasiola e agli assessori all'ambiente Serena De Perini e al sociale Sandro Marangon. La presenza dei membri dell'amministrazione ha voluto sottolineare l'importanza delle tematiche affrontate dall'iniziativa, come la creazione di una comunità educante che promuove relazioni sociali e collaborazione, partecipando alla crescita culturale e sociale dei bambini. Si è anche voluto sensibilizzare sulle tematiche ambientali in linea col progetto nazionale Terra ti voglio bene, per te proteggo le piante. L'Istituto Comprensivo Chioggia 3 ha già avviato un percorso di esplorazione e conoscenza del territorio, con attività di ricerca sulle piante presenti e la creazione di aiuole amiche delle api. Inoltre l'amministrazione Armelao ha donato 4 alberi da frutto che sono stati piantati nelle aiuole. Hanno collaborato alla buona riuscita dell'evento i volontari del nucleo dell'Associazione Nazionale Carabinieri dell'81° Carabinieri di Chioggia, che ha accompagnato oggi con grande impegno e professionalità gli studenti delle scuole di Valli nell'uscita didattica. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuato controlli lungo le strade della provincia di Rovigo lo scorso fine settimana nell'ambito dei servizi di prevenzione delle stragi del sabato sera per ridurre gli incidenti mortali. Durante i controlli è stato allestito un laboratorio mobile per testare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nei conducenti. Sono stati identificati 21 automobilisti, uno dei quali è risultato positivo al test per la verifica della presenza di sostanze stupefacenti ed è stato sanzionato in
base al codice della strada, che in questo caso prevede un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l'arresto da 6 mesi a 1 anno e il ritiro della patente di guida con una sospensione da 1 a 2 anni. Inoltre, poiché il conducente era anche proprietario del veicolo, è stata applicata la sanzione accessoria del sequestro dell'auto per una futura confisca. Inoltre, un conducente neopatentato è stato multato per guida con un valore di alcol nel sangue superiore al limite consentito e un terzo automobilista ha tentato la fuga, identificato successivamente e sanzionato per non essersi fermato all'alto imposto dagli agenti. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale, ha espresso il suo rammarico per la posizione assunta dal Veneto con Lombardia e Piemonte riguardo la revisione della direttiva europea sulla qualità dell'aria durante la seduta a Bruxelles dello scorso mercoledì. La Commissione europea ha proposto una nuova direttiva con limiti più stringenti per la concentrazione di PM10 e polveri sottili, con una progressiva attuazione a partire dal 2028 e piena implementazione nel 2030. Le 3 grandi regioni del nord Italia si oppongono a questa proposta, affermando di condividere gli obiettivi, ma sostenendo che l'approvazione non tiene conto delle specificità territoriali. Baldin ha commentato in modo ironico che le 3 regioni amministrate dalla destra da decenni non accettano di abbracciare la transizione ecologica richiesta più volte dall'Unione Europea come condizione per ottenere i finanziamenti considerevoli del PNRR, rischiando ricadute occupazionali. Secondo Baldin, in Veneto si continua a rimandare la discussione sulla propria mobilità, preferendo l'uso dell'automobile anziché il trasporto su rotaia, accentrando il traffico automobilistico privato, incluso il trasporto merci, invece che sul trasporto pubblico locale. Posizioni contrarie che non sono sfuggite a una cinquantina di esperti scientifici, ricercatori e professionisti del settore medico, i quali hanno inviato una lettera al governo Meloni chiedendo di dare il via libera alla nuova direttiva, un appello che secondo la consigliera regionale va ascoltato. E conclude Baldin affermando che il Veneto negli anni ha stanziato 900 milioni di euro per migliorare la qualità dell'aria. Ora con queste posizioni ufficiali si contraddice definendo irragionevoli e impraticabili gli obiettivi europei rispetto alle altre macroregioni, pur di continuare a non rivedere il proprio modello di sviluppo industriale e infrastrutturale. L'assessore regionale allo sviluppo economico ed energia del Veneto Roberto Marcato ha sottolineato durante l'inaugurazione di un impianto di biometano a Schiavon nel Vicentino che questo dimostra l'impegno della regione nel campo delle energie rinnovabili e il progresso verso la transizione ecologica. L'impianto, il più grande d'Europa, trasforma gli scarti zootecnici in energia rinnovabile e fertilizzante organico. Erano presenti anche l'assessore alla sanità e al sociale e l'assessore al lavoro del Veneto. Gli impianti inaugurati rappresentano un esempio eccellente di conversione agroecologica dell'agricoltura, utilizzando esclusivamente liquami, letami e polline senza utilizzare biomasse vegetali. L'assessore ha espresso la sua soddisfazione per questo importante passo verso l'uso etico delle materie prime, sottolineando che non si può sprecare cibo per produrre energia mentre molte persone nel mondo soffrono la fame. Ha evidenziato che la produzione di biometano senza l'uso di mais è una vittoria civile e ha elogiato l'azienda per il raggiungimento di questo obiettivo che rende orgogliosa l'intera regione Veneto.
Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 27 maggio, è la farmacia Kutulakis in Riva Vena Chioggia. Vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, dove facciamo tuttora lo SPID e relativa assistenza.